Ciao a tutti dai fratelli gamer e oggi siamo qui su un nuovo video su Call of Duty Ghost. Abbiamo cambiato nome e diteci qua sotto nei commenti se vi può piacere, se non vi può piacere. Oggi faremo una partita per uno su Call of Duty Ghost e vedremo chi ha fatto più uccisioni. Giochiamo una volta per uno sulla mappa normale, la prima, Prison Break mi sembra. Ora qua mi serve il mio acquistamento e qui guardiamo qua così faccio una cerco di fare una kill. Qua vedete che, come potete vedere, sono già tante persone che passano. C'è questo buco. Ecco. Ricaricare. Quelle volte che carico qualcuno. Guarda cosa ho detto? Una volta che ricarico entra qualcuno. Scrivetemi anche qua sotto nei commenti chi ha Call of Duty Ghost. Ora sto giocando io e vediamo quanto riesco a fare. Ecco, sono morto. In questi giochi qua di solito è più forte Chris, perché io sono più forte in quelli di auto. Però andiamo così e distruggiamo. Poi a proposito di auto, si è scaricato un gioco che è proprio di auto. Praticamente è un gioco, come dice Chris, di auto, però è strano perché non sono auto vere, sono tipo auto telecomandate e è Table Top Racing. Ed è molto divertente perché noi abbiamo fatto una o due partite per vedere come andavano, ma è molto carino. Poi vi faremo vedere nel video come qual è. Ecco. Se sapete qualche gioco bello per la PlayStation 4, consigliateceli sotto nei commenti così noi li proviamo e li scarichiamo, li andiamo a contare e poi ci facciamo video. No, ma dove? Meno male che sto a pensare. Meno male che c'era il mio compagno che mi ha salvato la vita. Ci scommettevo che c'era uno. Ma perché è bello che salta l'acqua. Poi vediamo se hanno rotto tutto. Non col coltello. Come va a coltello? Le bombe. Ah, anche il coltello. A coltello? Ah, così! Grande! Non l'avevo ancora scoperto. Come? A coltellare? No, perché potevi mettere a coltellaggio. Non così. No, no. Ah. Tipo, cos'è? La sparatoria è veramente grossa. Ah, è quello lì. No, non ho visto. Qua c'è una bella cosa. Guarda, qua ci sono io. Qua mi sono ricaricata col. Che figo. Qua ti sei sempre stato. Non ho rentato quella bomba, è strana. Ma mi hai detto che non si disperato. Sento! Non ero tanto concentrato per niente, potevo dire. Io odio troppo quelli che camperano, Io una volta in quella situazione ho sparato al primo e c'erano due secondi, non lo so come. Non so. Guarda, due sono morti. Ah, sono morti, li hanno uccisi. Si sparano. Senti! Ah, ma sono
avevo dietro. Anche davanti. Perché sono così scarsi questi giochi? SATCOM alleato attivato. Sono 51. Veramente? Dietro lui. 10 kg. Sono bloccato. Dentro. No, si uccide. No. Eccolo, non sapevo che c'era uno. No, dietro. Cattivi. Sono 55 e 44. Mamma mia, mi stai stagliando di kill in un modo assurdo. Non c'è 60. 61. 62, 62. 63, 64. Ah, sono la meccanica della saputo il forte quando Oscar il tempo che sei più avanti di Killa oppure 75 noi siamo 70 noi ancora 5 uccisioni hanno vinto e abbiamo vinto penso che abbiamo vinto perché loro sono 49. Oh, ho fatto la penultima dai che facciamo la penultima no stavo per fare la penultima kill. Beh, allora, io ho fatto abbastanza kill. Ora bisogna vedere Chris. Quante kill farà? Sono arrivato 4. 9 uccisioni, 10 morti. Ora tocca a un'uccisione. Ora tocca a Chris. E vediamo se lui riesce a battermi. Vabbè, di sicuro, quasi sicuramente, quasi tutte le volte mi batto. Però questo gioco qua è molto divertente. Prepariamoci all'attacco. Diteci se volete altre sfide oppure consigliateci altri giochi come ho già detto prima. No, spunta sempre. Spuntano sempre, Guarda. Quello muore! Questo che ti ha ucciso? Ma l'ho ucciso! Sono 5, 4. Eccolo! Ma l'ho ucciso anch'io! È perché ce n'era uno, vedi? Poi dopo vi faremo vedere anche delle mappe, così voi potete anche consigliarci se mappe vi piacciono da provare per farci dei video. Comunque sono tutte abbastanza belle, però io questa qua è quella che preferisco perché ci giochiamo dal po'. Cioè, quasi tutte le partite le abbiamo fatte su questa mappa, quindi ormai mi sono abbastanza abituati su questa mappa, la conosciamo praticamente a memoria, anche perché non è neanche una delle più grandi, però ce la possiamo fare. Dove? Eccolo da dietro le spalle. State perdendo 19-21. Ora 21-22 per loro, 23-21, 24-21. Stanno vincendo la grande, 22-27, 24, 24-27, 30-25 per loro. Non so no, sta 21 a 26. Eccolo, al meglio.
Ecco, headshot! Headshot! Grandissimo. 30-32. 2 kill e 33. 3 kill ora. Vediamo se riesce a recuperare. 2 kill. Ora 2. Headshot! Grande cane! Grande! Oh. Siamo in vantaggio! Pareggio! Pareggio va a pareggiare. Una volta mi è veramente dispiaciuto. Ho preso il cane e subito mi hanno ucciso. Ho preso morto, tipo. Ho preso il cane. Tascom nemico localizzato. Andiamo. Stiamo vincendo. 42-39. Però dai, lasciami amici da ammazzare. E dai, questo qua ci ha morto in piedi. No, perché sono le uccisioni. Sta morto di c'è una di dietro. Eccolo. Oh, la mitragliatrice. Mettila qua. Io ho superato l'uccisione. No, mi ha già superato l'uccisione. E il mio cane da qua. L'elicottero, ma chi sono? Sono primo anche. Ma chi è? Ci credo, hai fatto 1000 uccisioni. Così. Sei a 12. Vieni dalla torretta. Oh, il mio elicottero. Oh, l'ho distrutto. Oh. Però sono morto. 6 morti, 13 uccisioni. Mamma mia, che lasciamo il macabro. Alleato attivato. Boh, l'ho distrutto. Ho buttato giù la nuova torretta. Non so perché non c'è più. Che sembrava un nemico. Non capisco. Vabbè, però ti ha fatto un'uccisione. No, e dai, adesso ne vado ad ammazzare tutti. No, dopo. Vedo che con l'elicottero stai prendendo punti, Niente. Cosa? Quindi ammazzo! Tascom alleato attivato. Che lanci bombe a caso? Perché almeno faccio il campo di no, ecco. Non è vero. Ma non ci sono manco il tubo blu. Guarda, c'è un po'. Eccolo, quel peloso. Anche là c'è un altro. Corri! Morto. Mi fa prendere in cozza. No, però se 16 uccisioni e 9 morti. Io ho fatto 10 morti. Però ho fatto 9 uccisioni, quindi direi che sei in vantaggio. A voi state per vincere, vi mancano 2 punti ora. Tascom alleato attivato. Perché? Quello lì. Eccoli. Avete vinto. E io ero lì sopra, ero qua io. Beh, che dire, noi finiamo qua il video, mettete un pollicione in su, iscrivetevi al canale e Chris ha vinto e ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!